La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione Renato Schifani, ha approvato lo stato di crisi e di emergenza nel settore idrico potabile fino al prossimo 31 dicembre per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. Contestualmente ha nominato il segretario generale dell'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, Leonardo Santoro, commissario delegato con l'incarico di individuare e attuare le misure necessarie per superare la fase più critica. Il provvedimento previsto dalla legge regionale 13 del 2020 si inserisce nel contesto delle condizioni di siccità persistente che ha ridotto la disponibilità di acqua negli invasi siciliani. Il 2023 è stato il quarto anno consecutivo con precipitazioni al di sotto della media storica di lungo periodo e anche i primi mesi di quest'anno, caratterizzati da temperature più alte e scarsità di pioggia, hanno confermato finora la tendenza. Non a caso lo scorso febbraio il governo regionale aveva dichiarato lo stato di crisi idrica sia per il settore irriguo sia per la zootecnia. Il neocommissario dovrà, tra le altre cose, portare avanti una serie di iniziative urgenti, tra cui le azioni finalizzate al risparmio idrico potabile, come la riduzione dei prelievi, l'elaborazione dei programmi di riduzione dei consumi, con riferimento alla promozione dell'efficienza di usi esterni, alla verifica degli usi con attuazione di strategie di risparmio nell'attuazione di pratiche tecnologiche e programmi di ammodernamento atti a ridurre i consumi delle apparecchiature delle utenze e alle campagne di sensibilizzazione al risparmio idrico. Azioni finalizzate all'aumento delle risorse disponibili, come il coordinamento con il commissario straordinario nazionale per l'adozione degli interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, la ricognizione e la pianificazione degli interventi urgenti, il reperimento di nuove risorse idriche a uso potabile, la ricognizione e le azioni per l'utilizzo di pozzi e sorgenti e l'utilizzo dei volumi morti negli invasi e l'interconnessione degli stessi. Quindi azioni in deroga a norme regionali finalizzate all'aumento delle risorse idriche potabili disponibili, come la ricognizione delle attuali limitazioni all'approvvigionamento e la proposta di ordinanze in deroga a norme regionali.